Onorevole Flavio Tosi, proseguirei, prima di proseguire anzi, è un problema se ci diamo del tu, tanto ormai ci No, conosciamo. meglio. Meglio Ok, poi no, non chiamarmi onorevole. va bene. Meglio, Allora, ti chiamo meglio, va. Flavio anche se... Ecco, Va meglio bene. ancora. Flavio, a questo punto parliamo della Meloni Premier, visto che abbattendo anche tutte le varie barriere, il mondo sta cambiando. Che cosa prevedete? Che cosa ritenete? È una marcia in più? È una buona opportunità? Che visione avete di Giorgia Meloni come ipotetico e presumibile Premier per i prossimi anni? Ma allora, Giorgia Meloni va comunque riconosciuto un grande merito poiché il risultato di Fratelli d'Italia è il suo risultato, non è il risultato del partito, ma il risultato della sua leadership. Ciò premesso, la linea è quella che l'ha indicato molto chiaramente il presidente Berlusconi, perché a qualche giorno dal voto il presidente Berlusconi ha detto che Forza Italia all'interno dell'alleanza di centrodestra garantirà l'atlantismo, quindi lo stare saldi e fedeli all'alleanza con la Nato e con gli Stati Uniti, europeismo, e quindi quello deve essere il baricentro, anche perché l'Italia senza la Nato, senza l'Alleanza Atlantica, senza l'Europa non va da nessuna parte. C'è questa guerra, diciamo a livello globale, fra Stati Uniti, guerra, competizione, fra Stati Uniti e Cina, e l'Europa o sta unita con grande forza, perché alla fine poi è una guerra anche commerciale e finanziaria. Eh sì. Il PIL della Cina sta arrivando a raggiungere quello degli Stati Uniti. L'Europa, se metti assieme tutti gli stati, ha un PIL che è tranquillamente paragonabile, quindi puoi competere. Se l'Europa non compete unita, ci fanno a pezzi uno per uno. E quindi, siccome non c'è dubbio da che parte stare, perché è ovvio che si sta dalla parte dell'Alleanza Atlantica, ma perché dall'altra parte c'è chi ha mandato avanti Putin in Ucraina, perché sappiamo bene che Putin si è mosso in Ucraina con dietro le spalle la Cina, e si è anche capito in maniera abbastanza evidente. E quindi, siccome non c'è dubbio da che parte stare, Berlusconi ha chiarito la posizione. E devo dire che Giorgia Meloni, al di là della campagna elettorale, che poi magari uno in campagna elettorale alza un po' i toni, insomma, fa campagna elettorale. Normale, sì. Esatto. Fa parte del Devo dire gioco. che però la Giorgia Meloni, dopo le elezioni, da un minuto dopo, si è comportata in maniera insomma, molto pragmatica, molto lucida, molto sensata, e quindi va apprezzata per questo. Molto bene, speriamo allora che ci sia modo di creare una coalizione solida, anche perché l'Italia ha necessità di avere un governo stabile per i prossimi anni, visto il periodo che dobbiamo affrontare e che sia ovviamente, giustamente, fortemente collegato all'Europa.